Amici, buongiorno, la segna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Marina di Porto Levante, 530 posti barca a 2 passi dall'isola Cavallari. Cominciamo con una buona notizia dalla Fondazione Cariparo, 40 milioni per ripartire. Il presidente Muraro, così contribuiremo a superare questa crisi. 40 milioni di euro per l'attività filantropica della Fondazione Cariparo nelle province di Padova e Rovigo. Le risorse saranno suddivise in 8 linee strategiche nelle quali rientreranno tutte le iniziative. Fiesso Bertiano, Alto Polesine, Fiesso senza parco giochi, famiglie costrette ad emigrare. L'apertura dei parchi pubblici è permessa, ma ovviamente condizionata al rigoroso rispetto del divieto di assembramento. La risposta del comune è che non si è in grado di garantire una sanificazione quotidiana ed un controllo rigoroso degli assembramenti. Pertanto il parco giochi resterà sempre chiuso finché non sarà dato in gestione il chioschetto a qualcuno. Diocesi di Adria e Rovigo, Rovigo alla sua venerabile, Suor Maria Felicita Baseggio. Attraverso un decreto il Papa, attraverso la congregazione, riconosce alla religiosa morta a Rovigo nel 1829 di aver esercitato in grado eroico le virtù cristiane. Ora per la beatificazione sarà necessario dimostrare un miracolo per intercessione della venerabile. Comune di Rovigo, attacco in Congo, bandiere a mezz'asta nel capoluogo. L'amministrazione ha aderito all'invito rivolto dal presidente dell'ANCI Antonio De Caro a tutti i sindaci italiani, a seguito dell'attacco in Congo che ha visto la morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci. E sempre del capoluogo, l'ex Maddalena ora è del comune. Presto il parco tornerà ai bimbi e alle famiglie della città. Giovedì partiranno i primi lavori di manutenzione della parte esterna con la pulizia del parco che subito dopo potrà tornare fruibile. Un gesto ignobile per Ripicca iscrive la sua ex su un sito hard, giustamente rischia 1 anno di carcere. Lei è costretta a cambiare numero per le innumerevoli chiamate esplicite, lui rintracciato e denunciato. L'ex fidanzato, pochi giorni prima di Natale, ha inserito un annuncio hard su un noto sito di incontri per adulti e nel giro di poche ore la ragazza ha ricevuto innumerevoli chiamate indesiderate dal contenuto esplicito. Coronavirus in Veneto, Zaia afferma: io credo che i ristoranti possano riaprire anche la sera. Se si possono aprire a mezzogiorno, si possono aprire anche la sera con prenotazione e rispettando le linee guida. Ma più apriamo, più serve responsabilità individuale. E sempre del presidente Zaia, per la prima volta da settimane il contagio torna a salire in Veneto. Siamo preoccupati. Nel bollettino dei contagi i ricoveri tornano a superare le dimissioni. Piazza Web di Adria, Bottrighe, Novamont, eccellenza del Polesine a carattere mondiale. L'azienda che si trova a Bottrighe svolge attività di ricerca e sviluppo e produzione di intermedi chimici, ottenuti da materie prime rinnovabili. È il primo impianto al mondo in grado di produrre butandiolo da zuccheri. Una bella notizia di sport da Rovigo oggi: Rovigo e Staranzano uniscono le forze e si iscrivono al campionato italiano di baseball per ciechi. Il Baseball Softball Club di Rovigo è tra le società con più formazioni a livello nazionale e ora può vantare anche una squadra di atleti ipovedenti. Infatti il club di Rovigo schiererà una formazione al via del campionato italiano per ciechi. Grazie per i vostri ascolti, come sempre vi ricordiamo che siamo alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva nelle frequenze di 94 e 100 e come sempre ci fa piacere che ci seguite così numerosi e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!